Non so se mi sentite. Allora, ok, dovreste sentirmi. No, ma devo lasciare a 2 perché ci sono i vetri della macchina ghiacciati e ho appena puliti. Ho grattato il ghiaccio, ho la mano congelata. Ebbene sì, qua ha iniziato a ghiacciare ormai la notte. Ah, che freddo. I fazzoletti. Non so se ho un fazzoletto, aspettate, se no devo tornare in casa. Ah, eccomi. Allora, fazzoletto preso, uno basta e avanza. Lo facciamo durare per una vita. Allora, oggi fa decisamente freddo. Io prima ho guardato il termometro, segnava 2 gradi e 3. Però ha ghiacciato, quindi è andato sicuramente sotto zero. E dove ho il termometro è un po' riparato, quindi non vuol dire niente, insomma. Allora, magari era più freddo, ecco. Prima alle 8 erano quei gradi là, 2 gradi. Adesso io faccio il video perché tira dritto sto coso. Vado a Cortina, tanto ho gli occhi gonfissimi. Vabbè, penso di star prendendo il raffreddore. Devo andare a Cortina a cambiare le gomme della macchina. La mia 18enne qua ha bisogno del cambiare le gomme e quindi vado dentro, vado a Piandalago e niente, spero faccia presto perché c'è freddo, ma tanto c'è sole, perché quella è una zona molto fredda. Quindi io intanto parto e quindi devo stare attenta perché lì ghiaccia molto spesso. È una zona molto molto fredda e umida perché è giù in basso in una conca e quindi è così. Niente, poi vi faccio vedere il forno. Spero che ieri mio papà e mio moroso hanno portato giù il forno a casa, quello per scaldare a casa, e adesso devo mettere la freccia, buono. Niente, quindi spero che oggi venga il tipo a sistemarlo, a sigillarlo, insomma, a farlo su bene, perché sapete che bisogna sigillarlo, non so se deve anche incementarlo, insomma deve fare i lavori che ci sono da fare, quindi vediamo. Comunque è freddo, ho il volante della macchina congelato, piacevole. Niente, vado verso Cortina. Sono qui al sole, sono appena stata dentro l'Eurospin, ho messo su questi oggi, infatti ho i piedi belli caldi, anche se non sono quelli di marca, tengono caldissimo, e ho i calzetti leggerissimi, quelli estivi. E niente, sono qui che aspetto. Questo è il paesaggio. Sono seduta su una panchina, visto che c'è, e aspetto che mi sistemino le gomme, quindi ci vorrà, mi ha detto, mezz'oretta, ed è quasi passata. Sono stata all'Eurospin a fare ricognizione, a vedere cosa c'era di offerta. Ci sono anche le cose di Halloween, ma non c'è niente di interessante, sinceramente. E quindi, boh. E volevo fare un giro al centro casa, dove c'è tutta la roba tipo stile montagna, quindi stile chalet, quindi le cose shabby chic, tutte quelle cose lì, che costano però. Volevo quasi fare un giro intanto che aspetto, e così, insomma. Qua, allora sono le 11:15, cioè tardissimo. Sono stata praticamente fino adesso, perché ho fatto anche spesa, un po' di spesa, non tanta, e praticamente sono stata anche al centro casa di Cortina, della cooperativa di Cortina. La busta è questa, e c'è dentro, ho preso un portatovaglioli in legno, dopo ve lo faccio vedere.
è carino, è particolare e mi serviva un portatovaglioli del genere, perché ho tutti i tovaglioli nel ripostiglio, perché non so dove tenerli. Così invece adesso so dove tenerli. Adesso se questo si dà una mossa qua dietro, ecco, partita. Allora sarà un vlog praticamente tutto in macchina, abbiate pazienza. Non mi pare neanche vero di avere le gomme nuove, perché riesco a fare le curve, riesco a girare il volante, perché le gomme di prima ormai erano proprio andate e anche fare le curve diventa difficile perché è molto più dura la macchina. Magari erano anche un po' sgonfie, io non so cosa faccia questa. Beh, passo io perché non posso aspettare mezz'ora. Ok. E quindi adesso ho le gomme che vanno da Dio. Comunque mi sono fatta mettere delle gomme morbide che si usano per quando si fanno pochi chilometri, perché tanto che sono quelle che costano circa meno, perché ci sono gomme che costano anche 39 euro l'una, queste sono costate 55 euro l'una e sono adatte a me perché io non faccio tanti chilometri all'anno e quindi non ho bisogno di gomme particolari. E niente, adesso vado a casa, qui è tutta una curva, mi parte mezza roba, con una mano devo tenere un sacchetto, con una mano devo guidare. Ok, andiamo in statale che non c'è nessuno, abbiamo fortuna, e si va in fuori. Adesso vado a casa. Non posso neanche farvi vedere il paesaggio perché c'è il sole, sarebbe controsole e quindi vedreste solo il vetro sporco e basta, quindi mi tocca farvi vedere me. Ho gli occhi che bruciano, mi sono svegliata con gli occhi gonfissimi. Io penso di soffrire praticamente di congiuntivite cronica, vabbè, così è la vita, insomma. Niente, adesso mi piacerebbe farvi vedere il paesaggio, però siamo proprio contro sole completamente adesso. Vabbè, no, prima pensavo tra me e me, si va molto, cioè lo sterzo morbido rispetto a prima è molto morbido, però sembra che scivolino le gomme sull'asfalto perché sono nuove. Quando sono nuove non sono abituate, diciamo, ad andare su strada, no? Quindi bisogna usarle un po' per usurarle un pochino per andare meglio, avere più aderenza. Vabbè, comunque sono contenta e niente, dai, ho aspettato un pochino in più, però alla fine poi ho anche fatto spesa, mi sono fatta il giro al centro casa, insomma il tempo è passato, è volato. Dovevo mettere via legna oggi, il tempo è volato, sono le 11:20, impressionante, 11:25 e 30 sono a casa. Sì, è vicino ma è lontano, tipo in stagione per arrivare all'Eurospin ci si può stare anche più di 20 minuti, che in genere ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, in stagione ci si sta anche mezz'ora di più. Invece adesso che siamo a ottobre fuori stagione ci si arriva veramente in poco tempo, anche 10 minuti ci si arriva, se si corre cioè se la strada è libera e si può correre si arriva molto velocemente. Mi sembra strana la macchina perché poi mi hanno toccato la chiave con le mani sporche, che ho preso la mano, la chiave era tutta sporca, che schifo. I meccanici sono così, no? Non stanno tanto a vedere se sono puliti o sporchi, loro toccano, punto. È da mettere in conto anche questo quando si va dal meccanico. Io non la porto mai dal meccanico perché è mio papà che si arrangia su questa macchina che ormai ha 18 anni, è con noi da 18 anni, quindi c'è mio papà che si arrangia a fare tutto. Però sì, tu sei al telefono quindi non passi, non si capisce mai. I pedoni sono sempre un punto di domanda perché non sai se passano o non passano. Io in genere mi fermo sempre quando sono là sulle strisce, quando sono di vicino alle strisce, perché non so mai se passano o meno. Poi faccio la figura di merda perché non passano e io mi fermo come una cretina, no? Però allora fermati lontano dalle strisce, non sulle strisce. Va bene, io sono arrivata a casa, giro, svolto, madonna che sterzo morbido, non mi par vero. Beh, era 2 anni che avevo queste gomme, mi par 2 anni che quelle gomme di prima che avevo su, e sono andate molto bene, soprattutto d'inverno sono andate molto bene
sulla neve e sul ghiaccio. Sono stata proprio contenta. Queste qua vedremo come si comporteranno. Devo consumarle un po' perché altrimenti non tengono niente. Comunque sono contenta. Eccomi qua, sono arrivata. Tirato freno a mano. Ecco, là dentro non l'hanno tirato, io lo tiro sempre, invece soprattutto quando c'è freddo non si dovrebbe tirare. Io invece ho sempre il terrore che la macchina parta e quindi tiro sempre il freno a mano in qualsiasi situazione. Poi non è che tenga tanto, devo farmi tirare le corde perché non tiene tantissimo. Quindi, ok, vi porto in casa con me. Aspettate che apriamo. Ho messo via tutta la legna, guardate che brava che sono stata. Adesso vi stacco dal supporto. Ok, ho fatto casino. E niente, adesso chiave di casa. Ho preso delle cosine per l'autunno da mettere qui di fuori. Adesso vedo. Poi ve le farò vedere in un video prossimo, uno dei prossimi giorni metto il video perché sono cose di adesso, se ve lo metto tra un mese non ha più senso, quindi in un giorno magari vedrete 2 video o cercherò insomma di sistemare i video in modo da farvelo vedere al più presto, farvi vedere al più presto quello che ho comprato a Belluno. Ecco, sono arrivata a casa, allora, devo scaricare la spesa e gatti venite con me. Devo scaricare la spesa, poi vi faccio vedere una cosa. Ecco qua, questo è il forno che abbiamo comprato a 200 euro. Era smontato, hanno sbagliato a smontarlo, l'avevano sbagliato a montare, praticamente non so come faceva a scaldare, come lo usavano loro, quelli che l'avevano prima. Comunque questo è il forno, è molto alto rispetto alla fornelletta che abbiamo. La fornelletta che abbiamo scalda questa stanza e basta, e questo qui in teoria dovrebbe scaldare un pochino di più, sarebbe indicato per un appartamento come il nostro. Ovviamente non scalderà mai fino alle stanze da letto, però vabbè, amen, pazienza, basta che scaldi qui che è l'ambiente più usato d'inverno, e per il resto qui ho tutto il casino, lì c'è la roba da mettere via, tele che va, pepe e panna. Ok, vado a scaricare la spesa. Mamma che luce che c'è in questa stanza, è luminosissima, questa è la stanza da letto, è una cosa impressionante. Se riesco, visto che non metto via legna già adesso, se riesco proprio adesso appena scarico la spesa e la metto via, nel frattempo che faccio il pranzo e che aspetto che venga a mangiare Franz, e poi mettiamo via legna insieme, pomeriggio, quindi non farò video. Se riesco registro appunto il video che devo farvi sugli acquisti che abbiamo fatto a Belluno e così posso caricarvi anche quello in questi giorni e basta. Adesso vado perché se no, se continuo a parlare non mi muovo più, non faccio più niente. Farvi vedere, visto che non farò un video dedicato, cosa ho preso al centro Cortina, al centro casa di Cortina, che fa parte della cooperativa di Cortina, e quindi la roba costicchia abbastanza. Ho preso questo, è un portatovaglioli in legno, bellissimo, è molto particolare, vedete che il legno è scuro, chiaro, non è fatto proprio benissimo, ok, a Panna piace, però è molto carino, guardate, ha questa stella alpina, ha la decorazione anche qui, aspettate che lo metto a fuoco, insieme ai gatti, ha questa decorazione. Mi piace molto, bello. Questo qua serve per tenere i tovaglioli giù e non pesa tanto, però è molto bello, bello. Appena l'ho visto, cioè poi non potevo uscire senza niente, la commessa era lì che aspettava. E questo è costato, ve lo faccio vedere lo scontrino, 14,50 €. Ecco qua. Ok, ho registrato ho messo via la spesa, ho preparato la tavola, ho registrato un video, ho fatto il pranzo. Tutto in mezz'ora circa. Aspettate, ok, tutto in mezz'ora circa. Adesso metto il telefono a caricare perché è scarico. E guardate che cosa mi ha dato mia mamma ieri. La casetta! Carina, carina. Ci metti dentro la candelina. Anzi, si fa così.
sono appena mangiata una brioche, ho lavato i piatti, ho fatto tutto. Caffè latte. Io ho praticamente colazione, pranzo, cena tutto uguale. Si vede che mangio brioche. Tornano fuori tutti i brufoli. E c'è aria, però si sta bene di fuori. C'è un bel sole. Beh, lo sapete. E niente, adesso sarà da mettere via legna. Sono da sola al momento a metterla via. Vabbè. Tanto ci sono le foglie tutte che cadono dagli alberi. Vado a fare il montaggio del video che ho registrato prima e inizio anche il montaggio di questo, così sono avanti e ci vediamo dopo. Scusate la qualità del video, sono qui dai miei, sono le 9 passate, ho messo via tutta la legna del furgone e ho riempito veramente tutto il poggiolo, non tutto ma insomma buona parte. E niente, io volevo concludere il video e non sono riuscita a farlo fino adesso. Ho finito di mettere via legna a meno un quarto alle 8. Ho detto tutto. Quindi niente, adesso io vi saluto. Spero vi abbia tenuto compagnia con le mie chiacchiere di oggi. Ho il fiatone. Ho fatto solo delle scale. E niente, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!